La chiesa oggi celebra San Dario. Il nome Dario ha origine persiana e significa che mantiene il bene. Oggi, 19 dicembre, è la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono. Istituita nel 1994 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in commemorazione della data del 1987, in cui le nazioni firmarono il Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. L'anomalo assottigliamento di tale strato venne denominato buco nell'ozono da Sherwood Rowland nel 1985. L'ozonosfera, cioè lo strato dell'atmosfera in cui si concentra la maggior parte dell'ozono, trattiene ed assorbe parte dell'energia proveniente direttamente dal Sole. In particolare effettua una schermatura dalle radiazioni a bassa lunghezza d'onda, nocive per la nostra salute. Una signorina buonasera che annuncia il successivo programma in stile impeccabile viene interrotta da un'irriverente pernacchia e d'improvviso l'immagine si distorce, lasciando il posto a una stalla. È l'intro di Onda Libera, programma satirico che il 19 dicembre del 1976 lancia sul piccolo schermo un poco più che sconosciuto Roberto Benigni. Ma le meduse sono comparse prima dei dinosauri? Nonostante il corpo gelatinoso delle meduse, che ne rende molto difficoltosa la sopravvivenza nei reperti fossili, ne è stato ritrovato uno risalente a 505 milioni di anni nello Utah, da alcuni ricercatori dell'Università del Kansas. Ed è stata proprio questa scoperta a permetterci di effettuare la datazione che vede le meduse risalenti ad un periodo precedente a quello in cui sono vissuti i dinosauri. Buongiorno i 12, oggi la Luna si colloca esattamente tra Mercurio e Venere e tutti come in una sinfonia Mercurio, Luna, Venere, Sole e Marte giacciono a poca distanza di gradi. Cosa accade nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, per voi è sempre più una sferzata di energia, ora la comunicazione e l'amore sono un gioco molto facile, solo Marte vi istiga a dare di più e sempre di più, ma non sareste Ariete se non aveste questa volatilità. Toro, la vostra energia zodiacale è corroborata da una presenza di un Marte molto forte. Urano oggi sembra calmo e placido nei vostri gradi, proprio perché tenuto a bada sia da un trigono di Plutone che da Nettuno e Saturno, il che significa che c'è tantissima voglia di fare, l'energia giusta per farla e soprattutto per amare. Gemelli, la vostra giornata oggi è un po' più complicata del solito perché Mercurio, Luna, Venere e Sole sono in diretta opposizione. Forse dovete dichiarare qualcosa, forse dovete dire veramente al partner i vostri sentimenti, in cosa constano, come stanno, forse dovreste ammettere a voi stessi che tutta una serie di tattiche finora utilizzate non sono servite a raggiungere l'obiettivo. Lo farete però serenamente e facendo un punto della situazione che vi assolve e che vi libera da tutta una serie di responsabilità. Cancro, per voi invece Marte vi obbliga ad assumervi qualche responsabilità, soprattutto per quello che riguarda una serie di decisioni che prenderanno il via proprio in questi giorni per avere dei giorni per stare con la famiglia, per delle ferie o per organizzare le vostre feste natalizie che preferirete con amore utilizzare tutto il tempo a disposizione possibile, qualche distonia con il partner. Leone, la vostra giornata oggi è magnifica, Mercurio, Luna, Venere, Sole, tutti totalmente allineati nella vostra ideale quinta casa che scatena o ha già scatenato in questi giorni un nuovo amore, una nuova attrazione, una nuova passione che vi compensa da tutta una serie di mancanze che subivate.
Vergine, un po' complicata la giornata perché ci sono le ragioni di tutti di cui tenere conto e soprattutto Nettuno e Saturno che vi tengono ancora sotto pressione. Coraggio, sono gli ultimi sforzi e gli ultimi passi di un progetto che vi porterà tra pochissimo a essere molto più sicuri e a essere molto più sereni rispetto a tutte le responsabilità che avete sulle spalle. Bilancia, per voi inizia un periodo decisamente molto più fluido e sereno, proprio perché adesso la parola data e gli accordi verranno totalmente rispettati e finalmente tirerete un sospiro di sollievo, chiudendo un po' una fase lavorativa e lasciando spazio al vostro benessere natalizio. Quindi coraggio, ancora un po' di sforzo e tutto sarà risolto proprio come desideravate voi. Scorpione, la vostra giornata oggi parla di economia, di soldi, di una progettazione piacevole, di un viaggio, di un qualcosa che volete fare insieme al partner, in qualcosa di possibile e di meravigliosamente utile per voi. Sagittario, stupendo tripudio planetario nei vostri gradi zodiacali. Solo il lavoro un po' noioso, ma tutto il resto nella vostra vita va bene, siete finalmente arrivati a un punto in cui potete fare di tutto. Capricorno, quel Marte sta veramente dando spettacolo nel vostro cielo e contrastando proprio con Saturno tende a farvi abbattere dei limiti antichi a cui vi siete oramai abituati. Marte vi convincerà che è ora di sperimentare, di darvi a delle cose nuove. Acquario, a proposito di novità, voi non avete certo problemi con questa splendida struttura nel cielo perché Urano, seppure distante nei vostri gradi, è ancora in Toro e in ottimi rapporti con Plutone nel vostro segno zodiacale, quindi la quadratura di Urano agli ultimi gradi non si farà sentire, se non per darvi comunque ancora una spinta giusta per correre per completare alcuni progetti prima delle feste natalizie. In amore siete tra i più seduttivi dello zodiaco. Pesci, per voi siete l'unico segno un po' più in difficoltà dagli altri pianeti perché Marte, Sole, Venere, Luna e Mercurio sono tutti in quadratura con il vostro cielo zodiacale, anche se Marte è più buono degli altri, vi dà l'energia e il coraggio giusto per affrontare le cose, il lavoro proprio rischia di essere veramente un'incombenza che neanche sotto le feste pare lasciare spazio a molto. Il 19 dicembre del 1996 moriva Marcello Mastroianni, protagonista assoluto nella stagione d'oro del nostro cinema tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Con Manfredi, Gassman e Sordi fu un pioniere della commedia all'italiana, grazie a capolavori come I soliti ignoti e Divorzio all'italiana. Ma l'avete mai conosciuto una persona a cui non sta mai bene niente? Se tutti vogliono andare al mare, lui propone la montagna. Se volete fare una serata, lui vi spinge a starvene sul divano. Se gli altri esprimono un'opinione, lui deve dire l'esatto opposto, per il gusto di contraddire tutti. Ecco, questa persona è un Bastian contrario, uno che non si accontenta mai ed è sempre in direzione contraria rispetto a tutti gli altri. Il matto del giorno è lo scrittore francese Jean Genet. Il carcere, la strada, l'attrattiva per i marinai e i bassifondi sono elementi costanti delle sue pagine. I suoi romanzi censurati e venduti sotto banco per l'esplicita omosessualità dei loro contenuti lo hanno consacrato. Ancora oggi è una delle icone gay della letteratura del Novecento. Ci salutiamo con la frase del giorno. Un attore fa di tutto per diventare celebre e poi, quando ci riesce, si mette un paio di occhiali scuri per non farsi riconoscere. Oggi siete voi gli attori delle vostre stesse vite, date peso ad ogni piccolo gesto e a qualsiasi cosa che vi succeda, senza dare niente per scontato, così magari potreste iniziare a guardare le cose da un'altra prospettiva. Appuntamento a domani! Buona giornata dalla vostra Martina.